del Fuoco, Friuli Venezia Giulia Strada, i forestali, perché hanno lavorato incessantemente cercando di ridare perlomeno un po' di normalità ai cittadini. Partivamo da 23.000 utenze staccate, quindi senza riscaldamento, senza elettricità per i cittadini. Oggi siamo a poco più di 1.600, quindi un lavoro importante, oltretutto reso più difficile dalle nuove piogge di ieri che hanno purtroppo fatto chiudere altre strade, quindi l'impossibilità di accedere a determinate aree dai paesi, in determinate aree dai mezzi pesanti per portare l'aiuto e i soccorsi. Ad oggi faremo una valutazione anche insieme a tutti i sindaci per cercare di individuare in modo puntuale i danni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha già messo a disposizione 10 milioni di euro, ma è chiaro che noi dobbiamo guardare a risolvere l'emergenza nell'immediato ma in prospettiva. Non è possibile che non si abbia una cura dei torrenti, che vuol dire avere il coraggio di pulire i fiumi. Bisogna finire la stagione dei no, dove si pulisce il fiume, si dice di no perché sono danno ambientale, quando invece questo maltempo, per la scarsa manutenzione del territorio, devasta il territorio in maniera invalutabile anche dal punto di vista economico, oltre ovviamente che ambientale. Proprio su questo fronte è pensata ad una legge ad hoc? Adesso ci confronteremo col governo, ovviamente noi partiremo tutte le procedure per fare riconoscere anche al governo la calamità naturale. Ho già parlato con Palazzo Chigi, ovviamente c'è particolare sensibilità verso questi territori colpiti in modo così drammatico, però noi dobbiamo intervenire sulla cura delle foreste. Quando si taglia un albero sembra che si faccia la devastazione, in realtà adesso sono state devastate moltissime aree verdi della nostra regione, non soltanto della nostra regione. In realtà noi dobbiamo curare i boschi vuol dire anche fare delle scelte di manutenzione, non si possono lasciare delle aree abbandonate, vuol dire curare i fiumi, asportare anche la ghiaia dove è necessario, e vuol dire fare le opere anche infrastrutturali affinché prima di tutto il territorio e sempre ovviamente con assoluta priorità la sicurezza dei cittadini venga garantita. I sindaci del territorio in alcuni casi si sono dati da fare da soli, hanno riaperto strade a tempi di record e chiedono soprattutto anche sburocratizzazione. Sì, quello ovviamente noi con le procedure di urgenza cercheremo di superare anche tutti gli inghippi burocratici a cui anche noi purtroppo siamo legati. Ringrazio i sindaci che hanno fatto una grande operazione con le protezioni civili dei singoli comuni che hanno operato in tempi molto rapidi, e in questo caso devo dire e ringrazio tutto il popolo del Friuli Venezia Giulia perché ha dimostrato che nei momenti di difficoltà è unito, compatto, tutti si rimboccano le maniche e lavorano. Ho visto delle foto incredibili dove nel giro di 24 ore si rimetteva una strada nella possibilità di essere utilizzata, con l'operazione di volontari, di professionisti, tutti insieme hanno lavorato sotto la pioggia, con il vento, per cercare di garantire il nostro territorio, i nostri cittadini, quindi è un grazie veramente che viene da tutta la regione a queste persone. Grazie mille.